Professore, parliamo di questa iniziativa. Oggi è una giornata intensa e fruttuosa, tanti gli argomenti in campo: assistenza infermieristica nei tumori del colon, retto, ano, endoscopia nei tumori del colon e retto, insomma una giornata di grande approfondimento scientifico. Allora, è importante perché la unione tra medici, in questo caso chirurghi, endoscopisti ed infermieri specializzati sia in endoscopia, sia in chirurgia, sia nel cosiddetto protocollo ERAS, che serve per una riabilitazione precoce del paziente operato di tumore del colon retto, è di fondamentale importanza. Nei congressi che io ho organizzato gli infermieri sono sempre che hanno una seduta dove possono eviscerare tutti i problemi che riguarda questa professione e che bisogna sempre più valorizzarli e dare sempre più autonomia, perché questo è quello che meritano, che se lo sono guadagnati sul campo. E così anche ora che faremo anche gli interventi dell'endoscopia, e pomeriggio e domani sulla chirurgia più avanzata con tecniche mini invasive e robotiche. Qual è la situazione ad Agrigento, professore? Ecco, lei dirige un reparto. Allora, quali sono le... La situazione è come un po' tutte le ASPI d'Italia, non della Sicilia ma d'Italia, in quanto c'è una carenza di personale nei pronto soccorsi, tanto che il Ministro della Salute ha dichiarato un momento di difficoltà e quindi stanno mettendo in opera tutti quei provvedimenti per incrementare il numero dei medici, che è veramente molto molto basso, e quindi la chirurgia in questo caso cosa fa? Supplisce le carenze del pronto soccorso e quindi fornisce dei medici che dovrebbero interessarsi solo di chirurgia generale e quindi vengono prestati per qualche mese ai pronto soccorsi. Più che sempre nei pronto soccorsi ci sono medici che sono alle prime armi e quindi si fanno delle consulenze, un numero illimitato per quanto riguarda la chirurgia, anche per dare dei semplici punti di sutura. Allora tutto lo sforzo politico e sociale deve essere per far sì che ci sia più fluidità di gestione e di assistenza nei pronto soccorsi, con il beneficio di tutte le altre strutture. Ecco, la casistica tumorale nel suo reparto com'è? Allora, noi siamo centro pilota per lo screening del cancro del colon retto e quindi vengono immediatamente eseguite le endoscopie, le coloscopie in questo caso, dopo la positività del sangue occulto nelle feci, e quindi facciamo sia il secondo livello, che significa l'endoscopia, e anche il terzo livello, cioè il trattamento endoscopico o chirurgico, che viene fatto in maniera, diciamo, mini-invasiva per via laparoscopica. Il mio apporto consiste nell'imparare da prima, perché nonostante sia molto avanti con gli anni, oggi per esempio ho sentito cose molto interessanti, soprattutto dagli stomaterapisti, ma anche dai riabilitatori. E penso che l'idea di Chaumet di preparare un atelier proctologica con tutte le figure professionali sia vincente. Ecco, quanto è importante anche la prevenzione. Il dottor Chaumet parlava di questi esami che si fanno con l'ASP. La prevenzione è fondamentale e si divide in due tipi, come lei sa, quella primaria e quella secondaria. Quella primaria riguarda i cibi, l'obesità, alcuni disturbi tiroidei e tante altre questioni, ed è più difficile e ha bisogno di una partecipazione sociale molto attiva. Quella secondaria invece è assolutamente necessaria, anche se c'è qualcuno che pensa di no, perché col sangue occulto e con le coloscopie si consente di abbassare la mortalità per cancro del colon. C'è questa iniziativa che vede insieme appunto il professore Carmelo Chaumet con l'Ordine degli Infermieri. Ecco, come valuta questa iniziativa e qual è nello specifico il vostro lavoro? Questa iniziativa la trovo al passo con i cambiamenti
con il quale viviamo. Questa iniziativa coinvolge perché non possono essere diversi medici, infermieri, lavoriamo con un solo obiettivo, che è il nostro paziente, e allora questa sincronia deve essere sempre fatta in tutti gli eventi di formazione. Ecco, quanto è importante, diciamo, in un'equipe lavorare in sinergia, in sincronia? È importantissimo, è la base fondamentale alla riuscita di una procedura, di una tecnica, del bene del paziente, perché se sincronizzano le competenze e le conoscenze di entrambe figure, e allora questo canalizza il percorso terapeutico o una procedura specifica. Innanzitutto credo che il ruolo dell'endoscopia sia un ruolo fondamentale nella lotta al tumore del colon retto, ma questa endoscopia sicuramente trova il massimo dell'applicazione nei programmi di screening, che nella nostra ASP ormai dal 2012 sono una realtà vera, forte e consolidata, e questo ruolo credo che sia una vittoria di tutta l'intera ASP di Agrigento, perché un programma di screening non è soltanto merito del coordinatore, ma anche della popolazione che ha saputo recepire bene il nostro messaggio, delle dirigenze che ci hanno supportato, del centro gestionale screening e di tutta la prevenzione del tumore del colon. Ecco, qualche numero su Agrigento, sui casi, lei che diciamo è in prima linea, ce lo può dare? Allora, sicuramente la situazione non è bella, perché assistiamo a incrementi notevoli della patologia. Io sono un po' la memoria storica dello screening, occupandomene dal gennaio 2013, e quando chiedevamo a un paziente se aveva una familiarità per tumore nel colloquio pre-colonoscopia o se avesse avuto un tumore negli anni precedenti, la risposta diciamo che era del 20% quella positiva, invece adesso credo che sia il 20% quella negativa, quindi anche nella nostra provincia c'è una fortissima ripresa dei tumori e non ultimo del tumore del colon retto. Ecco, spesso, diciamo non spesso, quotidianamente l'ASP invia dei questionari per poter accedere ai test gratuiti che magari vengono un po' sottovalutati, invece bisogna farli perché è importante, no? Assolutamente sì, noi di questo siamo partiti, ripeto, intorno al 2012-2013, coinvolgendo tutte le forze sociali, le forze politiche, le forze sanitarie e le forze economiche della città, e non ultimo il Cardinale Montenegro e Miss Italia, la Buscemi, che ci supportarono e ci aiutarono gratuitamente a sviluppare quest'idea che gratuità non significava mancanza di qualità, anzi negli anni credo che abbiamo saputo guadagnarci la fiducia e speriamo di guadagnarcene ancora della nostra popolazione.